Eccoci insieme, cari telespettatori, buona giornata, come sempre in diretta, quindi eventualmente potete anche intervenire e fare le vostre domande. Ospite quest'oggi, graditissimo ospite, Giuseppe Sbalchiero, presidente della Confartigianato del Veneto. Buongiorno a lei buongiorno, e a tutti i buongiorno. Ci sono tanti temi caldi, noi ne abbiamo preso uno che è il nostro titolo, ma in realtà è una provocazione perché c'è anche molto altro di cui parlare. C'è stata, diciamo così, la convention delle categorie, per riassumere, che si è realizzata recentemente, da cui sono emersi diversi punti strategici su cui è importante lavorare, su cui è importante poi ottenere qualcosa, perché giustamente tutti cercano di lavorare, cercano di darsi da fare, più che mai gli artigiani. Abbiamo molte istanze da parte della categoria dell'artigianato che trovano insormontabili ostacoli, grossissime difficoltà. I temi principali che andiamo ad affrontare, però poi ne svilupperemo anche altri, saranno quelli della lotta all'abusivismo. Ed è un male, sembra quasi che non si voglia sanare sostanzialmente. Abusivismo e contraffazione. E contraffazione, esatto, che danneggiano naturalmente tutto il made in generale, chi lavora onestamente, eccetera. E questo va a discapito della nostra economia, perché poi vanno nelle entrate di altre entità che non fanno parte del nostro territorio. È bene chiarirlo subito. L'altro tema importantissimo è quello del piano casa e vedere se e in che termini può rilanciare il settore dell'edilizia, oppure come dovrebbe essere eventualmente dell'intero comparto comparto. No, c'è tutta la dell'intero comparto, filiera. Perché poi se uno va ad ampliare o costruire una stanza in più sostanzialmente, perché questo è a sommi capi, tutta la filiera è coinvolta, persino quella finale del mobiliere, che non è da trascurare, ma per il quale che verrebbe interpellato per avere il mobile in più che può servire per arredare questa benedetta Camera. Detto questo, vediamo appunto questi aspetti, come si presenta e tutto, e poi parliamo anche delle semplificazioni, tanto agognate, perché anche voi giustamente fate più volte delle istanze a riguardo, ci scrivete o intervenite, e vediamo come e in che termini e a chi chiedere queste semplificazioni, perché ormai anche qua non sappiamo più a chi santo votarci, vero Presidente? E allora ci racconti un po' come è andato, ne vedremo anche le immagini, questa convention, e che impressioni lei ne ha tratto e quindi può trasmettere anche a coloro che non hanno potuto prendere parte. Certo, innanzitutto molto partecipata, che è la cosa che ci interessava di più. Erano invitati tutti i nostri dirigenti regionali, quindi chi segue sostanzialmente le categorie produttive, e abbiamo diviso il convegno in 3 momenti. Il primo momento era proprio quello dell'abusivismo, la semplificazione e tutto quello che gira attorno alla contraffazione. Perché? L'assessore era ovviamente Isi Coppola per l'aggregazione. Con la maglietta che anche lei si stava per mettere prima, che è una maglietta ormai emblematica. No? Esattamente, ma l'avevano tutti e l'hanno portata volentieri. Qual è il vero problema che abbiamo oggi? Allora, partiamo da un dato di fatto, quello che è successo in Bangladesh. Raccontiamolo bene, perché non tutti ne sono a conoscenza. Ecco, in Bangladesh è crollato un intero edificio dove lavoravano migliaia di persone. La cosa è, ovviamente, figuriamoci come lavoravano all'interno di un edificio, 2000 morti, quindi quanti erano complessivamente quelli che lavoravano. È crollato perché è costruito male, perché è sovraccaricato, perché? Qual è la cosa peggiore? Che lì abbiamo scoperto che grandi marchi, anche veneti, fanno produrre all'estero. E allora ci è venuto spontaneo un dato importante. La Germania ha avuto nel 2012 un aumento di export del 29%, ma ha avuto un aumento di produttività interna del 21%. Vuol dire che hanno prodotto in Germania. In Italia c'è stato un export aumentato del 25%, e la produttività in Italia è cresciuta dell'1,5%. Ma ci vogliamo prendere in giro? Assolutamente. E questo è molto grave, perché questo vuol dire meno lavoro, naturalmente. Vuol dire lasciare a casa le maestranze qualificate in Italia per andare a produrre in Bangladesh, dove hanno causato 2000 morti. Esatto. Ma questo è ancora un aspetto eclatante che è emerso perché è successo il fatto. Ma io ricordo un servizio di report fatto qualche tempo fa, dove molti marchi, molti brand veneti andavano a produrre al sud dell'Italia, e chissà perché al sud dell'Italia, dove dichiaravano tranquillamente che l'hanno pagavano né INAI né INPS. C'era un abusivismo e un nero spaventoso. Infatti. Ma allora la vogliamo finire? Cioè un capo
d'abbigliamento venduto di marca costa follie. Allora produrla non costa niente. Ma cosa vogliono? Ancora ridurre il costo del prodotto, della manifattura. Ma non è sufficiente i miliardi che guadagnano. Abbiamo visto cosa hanno fatto alcuni grandi marchi. Cioè, ma non si vergognano? Infatti, ma ecco, che risposta vi danno? Perché basta abusivismo, concorrenza sleale è una cosa palese. Li avete interpellati a questo punto? Perché poi io penso alla Riviera del Brenta, l'Acrib, che sono diciamo un fiore all'occhiello della nostra economia. È prodotto in Italia, dà vita, dà modo di crescere a tante piccole realtà che sono diventate veramente emblematiche per la produzione. E la filiera. Bravissimo. Cosa rispondono questi grandi marchi che invece che ricorrere alla Riviera del Brenta della situazione ricorrono a queste delocalizzazioni? Ma diciamoci subito una cosa. Perché hanno i soldi, poi non è che stiamo parlando del piccolo imprenditore che scappa per sopravvivere. Di chi è la stampa? Di chi sono i TV? Sono loro. Sì, sì. Le controllano loro. Piccoli monopoli. Sono obbligati a citare il fatto, dopo cade nel dimenticatoio. Sì, sì, non danno rilevanza assolutamente. Chi impedisce al governo italiano di legiferare sotto questo profilo? Le grandi lobby dei grandi industria. Non voglio citare Confindustria perché Confindustria rappresenta anche molti piccoli imprenditori, ma sono le grandi lobby dei grandi industriali. E questa la dice lunga, perché? Perché, e qua devo dire grazie non solo alla Regione Veneto che sta lavorando moltissimo sull'abusivismo e sta investendo molto, ma devo dire grazie a Tajani. Perché? Al commissario europeo. Perché è una persona che si è preso a cuore questo Made in e lo sta portando avanti dopo che era già stato bocciato una volta ed è riuscito a convincere alcuni Stati membri. Dov'è che verrà bocciato sicuramente? A Strasburgo. Laddove sono i governi che decidono. Vuol dire che anche il governo italiano, che è soggiogato alle grandi imprese, farà questa fine. Quindi il Made in non passa perché non lo vogliono i grandi produttori, perché anziché guadagnare 100, dovrebbero guadagnare 90. Ma stiamo scherzando? Non lo possono fare. Infatti. E non c'entra la tassazione, non c'entra assolutamente niente il costo del lavoro, sono altri fattori. Ecco, voi avete interpellato l'assessore, abbiamo visto appunto che si è anche pronunciata. In che termini, che provvedimenti prospetta che si possano prendere? Allora, la Regione Veneto, quindi metto insieme l'assessore Isi Coppola, l'assessore Donazzan, l'assessore Manzatto, cioè tutti coloro che hanno a che fare con questo sistema che va dall'abusivismo alla contraffazione, ma aggiungiamo anche la Guardia di Finanza che è attentissima a questo e devo ringraziarla veramente perché sta facendo un lavoro notevole. Qualsiasi segnalazione che facciamo la prende in seria considerazione e stanno mappando tutto il territorio, compreso i cinesi e compreso tutto quello che succede. La Isi Coppola puntava molto su questi laboratori e ovviamente va fatto anche una riqualificazione del nostro mondo, perché inevitabilmente se noi vogliamo vincere alcune partite dobbiamo anche cambiare sistema. Cambiare sistema cosa vuol dire? Cominciare anche a metterci nelle condizioni di essere più forti, più rappresentativi e quindi nelle condizioni di essere noi stessi a mettere in difficoltà i furbetti del quartierino, che ce ne sono moltissimi, che non sono quelli che vanno a lavorare perché hanno perso il lavoro. Certo, quelle sono cosucce sì, da evitare se è possibile, ma non è questo chi fa danno alle nostre imprese, assolutamente. È chi porta a lavorare all'estero in condizioni disperate, chi fa produrre al sud dell'Italia sapendo che sono tutte fuori norma, o la maggior parte, o con altri sistemi elusivi. Ecco, a questo punto voi vi sarete anche confrontati nel vostro ambito, nel vostro seno, per cercare di trovare delle soluzioni da portare però ovviamente al governo centrale a questo punto. Che cosa ne emerge? Che cosa potete fare? Che quindi vi sentite... Il Made in è la chiave di volta. Sì, perché? Perché se nel Made in la smettiamo di dire che è sufficiente fare l'ultimo assemblaggio, ossia mettere l'etichetta, credo che la partita vada nel verso giusto. Anche perché quello che va ricordato è che il primo marchio più famoso al mondo, contrariamente a quello che molti pensano, è la Ferrero. Il primo in assoluto. Il secondo è il Made in.
Cioè il made in vuol dire tutto. Qualsiasi prodotto che viene costruito, prodotto in Italia ha un valore inestimabile. Ma è verissimo, perché noi avremo una porta aperta nei confronti dell'estero. Mi capita spesso di confrontarmi con persone che sono nostri connazionali, sono andati all'estero per poter vivere e vivono anche molto bene rispetto a quel che si vive qua, bisogna dirlo, e mi raccontano questo, cioè un prodotto, ma viene dall'Italia, cioè come se fosse oro colato, cose che magari noi diamo per scontate, viene apprezzato moltissimo. Perché? Perché è fatto in un certo modo, perché dà certe garanzie, eccetera, quindi sta anche a noi tenerlo alto naturalmente, perché ovviamente se abbassiamo la qualità, se abbassiamo il livello, si fa presto anche a crollare miseramente. Però allo stato attuale abbiamo delle porte aperte in modo straordinario, anche la tipologia di prodotto che viene presentato, le linee. E allora bisogna a questo punto cavalcarlo, però io sento spesso dire che ci sono 50 milioni di indiani super ricchi. 200 milioni di cinesi che stanno benissimo, possono spendere quello che vogliono, 50 milioni di russi che stanno facendo follie in giro per il mondo e comprano italiano. Infatti. Ma almeno, cari grandi marchi, fatelo fare in Italia. Certo, questo. E però bisogna che in qualche modo ci sia questa tutela. Smettetela di comportarvi da persone che non hanno nessun senso, cioè non hanno, voglio dire, fare i filantropi per dopo donare qualcosa, non ci si pulisce la coscienza così. Assolutamente, infatti. Pensiamo a tutti i laboratori che sono stati massacrati nel settore tessile, poi dopo essere stati messi in piedi da queste aziende. Vogliamo smetterla? Ecco, adesso qual è la situazione? Ma la situazione è che stiamo ancora tenendo. È chiaro che se non c'è credito, se non c'è una diminuzione del costo del lavoro, se non c'è una diminuzione delle imposte, cioè io dico sempre, non sono tante le cose, che se riusciamo ancora a sopravvivere con l'acqua alla gola, nonostante che abbiamo il costo del lavoro più alto in Italia, il costo del credito più alto in Italia e non ce l'abbiamo, abbiamo il costo dell'energia più alto in Italia, abbiamo la burocrazia che è la più spaventosa che ci sia, riusciamo ancora a sopravvivere. Toglietecene 5 di queste, 4 di queste cose e torneremo a vivere alla grande. Ma smettiamola. Cosa ne dice, cosa ne pensate voi come coinvolti nella situazione dell'aumento adesso dell'IVA? È il cane che si morde la coda. Saccomanni dice, il ministro, dobbiamo togliere l'IVA, dobbiamo togliere l'IMU, non abbiamo i fondi e non possiamo diminuire la spesa pubblica. Ma che cacchio sta dicendo sto qua? Cioè non vogliono... Ci sono, bravo, chi è che deve diminuire la spesa pubblica? Io. Sì, sempre alle periferie. Che sta aumentando di 2 milioni all'ora costantemente. Allora, semplice, 9 miliardi di aiuti alle imprese statali, togliamoli! Infatti. Questa è una beffa continua, 9 miliardi all'IRI, all'ENI, all'Enel, a tutte le industrie statali. Ma Confindustria dove sta? Ma Confindustria difende il lavoro pubblico o sta difendendo il lavoro privato? E che Squinzi comunque si è pronunciato in modo molto netto. Ho capito, però deve essere determinante, che butti fuori questi enti da Confindustria. Cioè, 9 miliardi di questo. L'IVA e l'IMU insieme non danno 9 miliardi. No, ci sono 2 miliardi che perfetto, e allora mi dicono che non li trovano. Secondo, perché sta aumentando ancora la spesa pubblica? Certo, infatti dovevano fare una spending review che prevedeva che almeno la spesa centrale... Non hanno fatto niente. Sì, sì. Se non a livello di regioni, comuni... E allora, per piacere, assolutamente. Che la smettano di dire che non trovano le possibilità per ridurre la spesa, che le tolgano e che mettano nelle condizioni queste imprese di essere concorrenti al pari degli altri. Chiarissimo. Allora, affrontiamo anche gli altri capitoli, ce ne sono. Pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci qua. Allora, ci sono dei punti veramente sconfortanti e noi cerchiamo di trovare anche quelli positivi. Cerchiamo, c'è uno sforzo sovrumano. Sabato sono stati presi dei provvedimenti, ne chiacchieravamo un po' fuori onda, che potrebbero, se attuati concretamente, darvi una mano, dare una mano al settore, darci a tutti una mano. Quali potrebbero essere? E che step c'è da fare? Quindi voi che altre pedine dovete muovere? Ma, innanzitutto io direi, partirei da questo. Il taglio del costo della spesa pubblica deve essere fondamentale.
Se non c'è questo è inutile continuare a aumentare le entrate, perché continueremo a alimentare un buco esatto, che non serve assolutamente a niente. Quindi o hanno il coraggio, e fino adesso non l'hanno ancora dimostrato, di fare tagli, o se no è inutile che stiamo qui a discutere degli incentivi. Secondo, le imprese hanno bisogno di reagire e per reagire devono avere credito. È vero che non chiediamo più credito, ma non lo chiediamo perché non ce lo danno. Perché non viene dato, quindi neanche inutile diventa. Ci sono delle banche che fanno i salti mortali, che cercano di aiutare, ma ti danno qualcosa di qua, ti tagliano qualcosa di qua. Cioè, voglio dire, sono in difficoltà anche loro. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Questo è uno, ma abbiamo strumenti importantissimi. Recentemente la Francia, il Belgio e il Portogallo hanno detto l'Italia aveva uno strumento antigiancassa, lo facciamo anche noi. Peccato che il nostro sia stato distrutto. Cioè, voglio dire, sono queste le cose poi massacranti. Secondo, costo del lavoro. Allora, continuano a dire che bisogna detassare il lavoro dei nuovi assunti e dei giovani. Ma come faccio a assumere un giovane se non ho il lavoro? No, ma questa è una cosa che io reputo veramente è demagogia pura. Ma scusate. No, perché interpellando tutti gli imprenditori, quindi non dico neanche gli artigiani, io dico imprenditori, quindi stiamo parlando di aziende che hanno decine di dipendenti. E a questa azienda chiede, ha intenzione di assumere un giovane, eccetera? Dice, nella teoria, bellissimo. Ti dicono. Nella pratica, no. Fammi la domanda, ha intenzione di non licenziare e non lasciare a casa il 45enne, 50enne, 55enne che ti ha lavorato per 20 anni con grande fedeltà e proprietà? Sì che ho intenzione. Preferisci assumere un giovane o non licenziare? Siamo nella situazione di non lasciare a casa, non mettere in cassa integrazione, non decurtare il patrimonio, cioè non c'è possibilità di assumere. Il paradosso di questa Italia è che si è scoperto improvvisamente che i giovani non hanno lavoro e che bisogna dar lavoro ai giovani, mandando a casa quelli che hanno 50 anni. Cioè, voglio dire, sta cosa qua l'ha già fatta la Fiat 20 anni fa. Dopo aver rottamato le auto, ha rottamato i lavoratori, perché producevano meno, perché erano stanchi, li ha mandati a casa in pensione a 50 anni, che dopo abbiamo pagato tutti, certo. E hanno assunto i giovani. Adesso è un altro turnover. Cioè, ma se per assumere uno devi mandarne a casa un altro, non abbiamo risolto il problema. Abbiamo creato un disoccupato in più, è grave. Perché mentre il giovane qualcosa ha dalla famiglia, il cinquantenne che è già famiglia cosa fa? Si spara? Infatti. È questo che non riesco a capire come non lo pensano. Primo, ma bene che pensino anche a defiscalizzare il costo del lavoro. Abbiamo il costo dell'energia. Ma non ne parlano mai. Non ne parlano mai ed è un costo ancora elevato. Le imposte che abbiamo. Allora, ieri, lunedì, è stata la scadenza dell'IMU. Quant'è che non hanno pagato? Moltissimi, perché non ce la fanno. Ma poi è corretto, è logico tassare ancora i capannoni, perché fra poco partirà la Tares. Ecco allora che tutti questi provvedimenti che il governo ha pensato di mettere in atto, vediamo come saranno attuati. Perché se poi è solo una enunciazione dei fatti, è una ulteriore presa in giro. Assolutamente. No, questo... La Regione cosa può fare invece? La Regione qualcosa può fare e passiamo al secondo grande argomento, il comparto casa. Noi abbiamo detto chapeau al governo che ha allungato i termini per le detrazioni fiscali, le ha portate a 65, poteva essere alle 55, le ha portate a 65. Della coibentazione dell'immobile. Perfetto, comunque. Compreso poi anche l'arredo, ma nella realtà qua in questi piani entrano tutti. La Regione Veneto sta rifacendo per la terza volta il piano casa. Noi semplificando alcune... Bravo, noi abbiamo sostenuto, voluto, continueremo a insistere fino all'esasperazione che il piano casa in Veneto deve essere uguale per tutto il Veneto. Non può esserci un comune che la applica al 50, uno al 60, uno all'80, uno al 90. No, i cittadini veneti sono uguali in tutto per tutto. Quindi devono essere tolte qualsiasi possibilità alle amministrazioni comunali di interpretare il loro uso e consumo. Un attimo solo, la interrompo, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Io chiamo da San Martino di Lupri. Dica. Devo qualificarmi chi sono? No, basta che ci faccia la domanda, che faccia la sua osservazione, dica pure. La mia osservazione è che finché abbiamo questi legiferanti che non si preoccupano
dei problemi dei cittadini non risolveremo nulla, perché loro si interessano dei propri interessi e la cittadinanza ce l'hanno in mezzo alle palle. Scusa della volgarità, però io la vedo così. Negli altri stati si chiacchiera meno e si fa di più. Qui abbiamo una politica che chiacchiera, si riempiono la bocca di chiacchiere e dopo dei cittadini ce le hanno nelle palle. Certo. Tutti quanti, mi dispiace con lei che sono così volgare. Io sono Aldo Zanin da San Martino di Lupri, mi vergogno di essere un italiano a sto punto. Buona giornata. Grazie al nostro telespettatore, comprendiamo peraltro anche sì, un po' l'esasperazione che porta a usare certi termini, perché naturalmente le persone non ne possono più, ma ne chiacchieravamo fuori onda. Sembra veramente che automaticamente uno come raggiunge quel livello, quella postazione politica, che burocratica eccetera, viva in un altro mondo. Forse sono i troppi soldi che prendono. Io dico ma portiamoli tutti a 2.500 euro ed è già buono, e saranno contenti 2.500 euro e basta, e vediamo che cosa fanno, perché a un certo punto diventa allucinante praticamente. E vediamo il Movimento 5 Stelle. Cioè, il problema del Movimento 5 Stelle è se qualcuno parla lo cacciamo fuori. Sì, esatto. Cioè, voglio dire, e questa è la politica che si fa. Espressione di democrazia. Cioè, voglio dire, stiamo rasentando la follia. Ma lì vabbè, però lì si sapeva, perché al di là di tutti è stato per molti un voto di protesta comprensibile. Benissimo. Ma non si poteva illudere che delle persone che non avevano nessuna esperienza né niente facessero i miracoli. Bravo. Trovandosi poi a fine mese un assegno di quelli che insomma non hanno visto in tutta la loro vita. E noi quando facciamo la protesta andiamo a privilegiare queste cose qua. Cioè, voglio dire, un po' di buon senso. È vero che anche a tutti coloro che mi chiedevano cosa facciamo, dove votiamo, io restavo sul vago, perché diventa difficile consigliare a una persona su cosa fare. Ma e siete stati tirati per la giacchetta? Moltissimo, e credo sono stato il primo che ha identificato qual era la situazione. Poi qualcuno si è anche arrabbiato perché ho pubblicato l'indagine che abbiamo fatta e evidentemente questo ha creato dei malumori, soprattutto in alcune case, in alcune parti. Ma ho detto la verità, che poi si è rivelata puntuale come sempre. Qual è il problema di fondo? Che probabilmente non basta più alzare i toni e far capire che le cose non vanno bene. E deve maturare qualcosa. Deve maturare qualcosa per far capire a chi è giustamente la persona che ha telefonato, ha evidenziato una situazione che è insostenibile. Cioè, questi non stanno facendo nulla. Stanno solo esclusivamente salvando il proprio posto di lavoro. Assolutamente. Che è un privilegio. Che è un privilegio. Noi guardiamo avanti, cerchiamo di essere anche propositivi. Tornando all'incontro di sabato, il piano casa che il vicepresidente e l'assessore competente Marino Zazzato ha presentato va nella direzione che abbiamo chiesto. Vale a dire due punti importantissimi. Basta spreco del territorio, recupero del dismesso, restauro. Ristrutturazioni. Investiamo sul restauro moltissimo, sulle ristrutturazioni. Questo era Giorgio Merletti che ha fatto un bellissimo intervento. E soprattutto sulla semplificazione, che le cose siano uguali per tutti, ma non solo all'interno del comparto casa, anche fuori, su tutto quello che viene legiferato. Cito un caso emblematico. Abbiamo le ULSS in Veneto che sono regionali. È mai possibile che all'interno della stessa provincia le ULSS abbiano trattamenti diversi nei confronti delle imprese? Perché c'è sempre l'interpretazione E non la si può lasciare l'interpretazione. Sì, ma questa è la burocrazia. Certo. Che serve. Ma siamo governati dalla burocrazia. Che serve, ho capito, ma la politica deve imporre la burocrazia. Io ho avuto un caso recente nel Vicentino dove il direttore generale dell'ULSS, posto il problema, ha chiamato tutti quanti e ha detto così non va. Il capo ispettore si opponeva alla variazione. Nessun problema, ci ha licenziati tutti, ci ha riconvocati dopo 10 giorni, il capo ispettore non c'era più, è stato rimosso. Cioè, se si vuole, si porta a casa nei risultati. Bisognerebbe avere qualcosa di più come quel signore che diceva.
qualche attributo in più per cominciare a dire tu sei pagato perché sei al servizio delle persone, non che noi siamo al servizio tuo. Assolutamente, ma questo è il concetto, una volta che dovesse semmai penetrare nella mente dell'italiano questo concetto, cioè che il dipendente pubblico per carità lavora eccetera, ma e quindi il burocrate è a servizio del cittadino, cambierebbe forse anche il modo di rapportarsi, perché loro invece ragionano come al contrario, che sei vessato e devi arrivare là supplici in ginocchio e a gattoni. Le faccio una considerazione, poi lei traga le conclusioni. Sono 7 milioni e mezzo i lavoratori del pubblico impiego? Guardi che ne abbiamo uno per famiglia. Certo, sì, ma quello senza e dovremmo cominciare noi a dire a quello che ci appartiene in famiglia, a cominciare a farlo ragionare in maniera un po' diversa. Ma io reputo che comunque sia anche una forza. La forza del sistema burocrazia Italia si regge su quello, cioè fare in modo che in ogni famiglia ci sia almeno un dipendente pubblico. Così tu non andrai mai a scompaginare quello Stato, perché toglieresti una forza alla tua famiglia. È un dato di fatto. Cioè, sì, ma è un dato di fatto, ma ce lo vogliamo noi male. Certo, ma è ovvio, ma è sempre che l'italiano vuole il male di se stesso. Perché... Insomma, io non sono così catastrofista però stiamo vedendo la situazione in cui siamo finiti, cioè al di là di tutto bisogna anche essere oggettivi, e non è nessun provvedimento che viene preso. Le aspettative di un governo tecnico che intervenisse prima di tutto al suo interno, come era stato promesso. Lasciamo stare il governo Monti che ha fatto solo disastri. Esatto, lo so, però solo disastri. Tutti si aspettavano grandi cose, adesso cioè, al di là di tutto continuiamo alla deriva, non mi sembra una cosa buona. Voi che poi siete le partite IVA ne risentite più di tutti. E anche le aziende private, tutti quanti noi del settore delle aziende private ne risentiamo, non siamo mica finanziati dal pubblico. No, assolutamente, siamo noi che finanziamo il pubblico, e questo è il dramma. Questo è il dramma. L'altro aspetto che voglio affrontare, però abbiamo una pubblicità che incombe, allora facciamo così, voglio parlare delle semplificazioni, perché è un'altra questione molto spinosa. E dopo parleremo anche un po' di turismo, perché avevamo ospite anche l'assessore Finozzi. Ah, perfetto. Turismo e semplificazione sono gli altri due temi scottanti. Rapidissimi in pubblicità, poi torniamo con voi. Allora, io stavo sfogliando il giornale perché, per esempio, vedo un rapporto austerity ed IVA più cara. In Veneto conto da 2,1 miliardi. Unioncamere dice che il peso sul PIL regionale vale una riduzione dell'1,4%. Senza manovre la regione sarebbe già fuori recessione. Quindi questo fa veramente riflettere. Qua vediamo anche, appunto, stiamo parlando prima di Massimo Zanon, Confcommercio, che dice che effettivamente se quest'IVA non interverrebbe forse si potrebbe trovare una via d'uscita. Un attimo solo che ho una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno signorina. Buongiorno. Buongiorno anche al signor Zanon. Sbalchiero. Come si chiama? Sbalchiero della Confartigianato. Zanon l'ho pronunciato io adesso. Andrò a salutarlo perché ho bisogno del Confartigianato, anche se ho 80 anni. Perfetto, l'aspetto volentieri. No, ma sappiamo che gli anziani sono molto intraprendenti. Dica tutto. È in Piazza De Gasperi lei, signor? Piazza De Gasperi, Confartigianato a Padova? Sì. Sì, esatto. Ecco, grazie, verrò a trovarla. Volevo dire una cosa. Quando fanno la disoccupazione, 40%, no, non sono d'accordo. E l'abusivismo, no, non sono d'accordo. Perché? Perché Veneto e Lombardia non hanno abusivismo e non hanno disoccupazione. Siamo primi in Europa come disoccupazione. Abbiamo meno disoccupazione, meno abusivismo di tutta l'Europa, noi austro-ungarici. Io non ce l'ho col sud, ma è l'ora che l'abusivismo venga evidenziato dove esiste, non nel Veneto, signore. Io vi chiedo scusa, ma è così? Noi veneti, io ho 3 figli, tutti e 3 diplomati, ma neanche uno disoccupato. Fanno i lavori che gli italiani dicono non vorrebbero fare. No, i miei figli, 2 ragionieri e un perito chimico, fanno i macellai. Ma vogliamo capirlo questo, che noi veneti, emiliani, lombardi siamo i primi nel mondo come prodotto interno lordo?
Questo volevo dire. Io vi ringrazio della disponibilità di ascoltarmi e vi saluto. Grazie molto, gentilissimo. Leggo anche un messaggio che è arrivato: sono un artigiano, pago l'INAIL da oltre 30 anni, ho fatto uno strappo al lavoro e mi è uscita un'ernia cervicale, 44 giorni a casa e oggi non vogliono pagarmi. Ringraziamo il telespettatore. Ecco, a quel riguardo è vero che qui non si vorrebbe l'abusivismo, sono i grandi marchi che non sono certo veneti, che però anche veneti che però stanno facendo i furbi, quindi c'è delle egemonie in certo qual modo che sta portando l'abusivismo fuori. E anche la disoccupazione ce l'abbiamo in Veneto. Purtroppo c'è, perché se non ci fosse non saremmo in questa situazione. Non a caso il presidente Zaia continua a dire che abbiamo 140-150 mila disoccupati ed è un problema serio. All'artigiano che ha scritto, io vorrei dire questo, che si rivolga immediatamente alla sua associazione di riferimento e che intraprendano un intervento, perché se è contemplato nella casistica, di sicuro porta a casa il premio, per cui che si metta subito in contatto con la sua associazione. Ecco, ho capito che i soldi che io pago servono solo a pagare i stipendi degli statali. Purtroppo sì. Però abbiamo detto anche che quasi in ogni famiglia c'è uno statale e quindi è il cane che si morde la coda. Esatto, si mantiene. O un pensionato, per cui stesso discorso. Semplificazione. Semplificazione e turismo sono gli altri due temi importantissimi. Già ho introdotto l'argomento, ho detto che nel piano casa ci sarà moltissima semplificazione e adesso la stiamo proponendo anche in tutto il settore della sanità. Abbiamo già avuto un incontro sia con gli uffici competenti, quindi il dottor Mantovan che è il direttore generale per il Veneto, e anche con il direttore delle US. Perché? Perché l'obiettivo è quello di rendere il cittadino uguale dappertutto, l'artigiano uguale dappertutto. Noi siamo imprenditori, ma siamo anche cittadini. Certo, sì, e quindi nello stesso tempo paghiamo l'IMU sulla casa, paghiamo l'IMU sul capannone. Mazziati e cornuti, come qualcuno diceva, no? Per usare un termine esplicito. E quindi pretendiamo anche avere dei servizi che siano uguali in tutto il Veneto. Sulla semplificazione già qualche assessore ha già introdotto moltissime norme per la semplificazione, e i bandi che sono usciti recentemente sono di una semplicità unica rispetto a quelli del passato. Miracolo. La Regione sta veramente prendendosi a cuore questo problema. Qua devo ringraziare dal governatore a tutti gli assessori che hanno capito il problema. Turismo, perché il tempo vola. Ecco, sul turismo abbiamo avuto ospite l'assessore Finozzi. Perché? Perché il nostro mondo rappresenta una grandissima quantità di aziende che sono interessantissime al turismo. Il Veneto è la prima regione d'Italia, benissimo, ma oltre a vedere Venezia, Padova, Verona, Vicenza, il turismo industriale, cosiddetto in Francia, ha 20 milioni di visitatori, pari ai visitatori che ha il Veneto, è il turismo che ha il Veneto. Mettiamo insieme i ristoratori, gli albergatori, i produttori del made in, che poi sono quelli che possono permettere di far vedere la capacità anche sul lavoro, la concretezza delle manualità del lavoro nostro. Mettiamoli insieme, mettiamoli in rete, perché è importantissimo. L'assessore Finozzi ha apprezzato molto l'iniziativa che abbiamo fatto, ma soprattutto ha capito che lavorare insieme si porteranno a casa di sicuro risultati migliori. Questo è molto importante. La prossima azione che intendete intraprendere, che quindi governi che si autocostruiscono senza essere stati votati sono abusivi. Anche questo è vero. È successo in un paio di occasioni, sia col governo Monti e anche in parte con questo governo qua. Però sono stati eletti questi, quindi bisogna dire che il governo è autorizzato a essere governo. La prossima azione che intendete intraprendere, o a chi vi rivolgete del governo, cosa volete fare adesso? Ma prossimamente incontreremo anche il ministro Zanonato, visto che è veneto, e cercheremo di capire da lui cosa intende fare per dare maggiore lancio e sulla ripresa e sull'occupazione. L'IVA la vuole aumentare, l'ha detto in tutti i toni, per cui sembra sordo ai richiami del suo partito addirittura. Sì, forse è bene ricordare che 9 miliardi di aiuti alle imprese vanno tolti. Alle imprese statali. Sono solo le imprese statali, l'80% va a loro, alle nostre neanche una, quindi, neanche un euro. Quindi togliere un paio di miliardi agli aiuti alle imprese, cioè non tutti dico, però un paio di miliardi. Togliamoli tutti, perché risparmiamo l'IMU, risparmiamo l'IVA e abbiamo risorse per il rilancio dell'economia.
Quindi questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Lo diremo in tutte le salse. Perfetto, noi lo aspettiamo in trasmissione per altri aggiornamenti, visto che tra l'altro abbiamo molti artigiani che ci seguono e quindi c'è bisogno anche di far sentire che ci sono voci rappresentative al riguardo. Gli sportelli Confartigianato sono presenti in ogni città del territorio, per cui assolutamente anche i telespettatori che hanno scritto che hanno dei problemi, eccetera, farsi verificare la propria posizione è importante, perché importantissimo. Ecco, si resta poi per strada, diciamo così. Credito, pensione, INEI, siamo a completa disposizione. Perfetto, grazie Presidente, grazie a voi di aver partecipato e di averci seguito. Appuntamento naturalmente come sempre a domani. Grazie a lei e ai telespettatori.